Gabriel Jesus. Gabriele Jesus. L'ha detto meglio lui. Gabriele Jesus. No, we gotta talk about, dobbiamo parlarne perché qua non si capisce niente. I rumori. 9 milioni e mezzo di pound prende, penso, netti. In euro dovrebbero essere 11 milioni più o meno. Ma il problema non è questo. Il problema è che Transfermarkt è bloccato. Scusate, si vede poco, ma spero mi sentiate. È down il sito, quindi non vi posso far vedere gli infortuni di Gabriel Jesus. Che poi quando ho letto Jesus ho detto vabbè, sarà Juan Jesus, il ritorno di fiamma di Juan Jesus. E invece no. Gabriel, quello là dell'Arsenal. Ma io questo video lo devo fare per forza perché la voce è girata, ma finché era una voce degli insider, ma se la riportano Di Marzio e Fabrizio Romano, ne dobbiamo parlare. Se superiamo l'ingaggio e superiamo il problema degli infortuni eventuali, dobbiamo parlare delle liste, no? Perché a Roma team chiste, voglio dire. Adesso superiamo il problema delle liste, che riusciamo improvvisamente a vendere sia Lukaku, li vendiamo tutti, Lang, Gong, Foloruncio, Lindstrom. Ma sono delle pisciatelle. Li riusciamo a comprare, li piazziamo tutti, pure Rafa Marin si parla, superiamo anche il problema, lì si liberano i posti per lì. Ma a livello di modulo come? No, vuoi capire? Si passa al 3-5-2, quindi fissi. Anche perché non credo che Gabriel Jesus voglia fare la panchina, a meno che insomma non si smezzano il lavoro, ma la vedo un po' difficile, però noi abbiamo il diritto di sognare e quindi va bene. Non vorrei che fosse un nome proprio per questo, nel senso per dare ai tifosi un pochino di aria, di respiro, perché è un'estate pesante se non si può fare nemmeno un nome e dici questo costa troppo, non in mesor delle liste, eccetera eccetera, diventa deprimente. Tant'è vero che nella giornata di ieri è uscito il nome di Cop Miners, un nome che noi avremmo fatto di tutto per avere Cop Miners 2 anni fa. E adesso la Juve se ne vorrebbe liberare, però non possono darlo a meno di 30 milioni ma come minimo, per non fare una minusvalenza pazzesca. E non c'è spazio, non c'è posto, non ci sono i soldi per fare tutto questo. Quindi mettiamo da parte Cop Miners, mettiamo da parte anche Elmas, che è il nuovo ritorno di fiamma, che io non, onestamente, viste anche da dove veniva la fonte, che era TM e VZ, quelli là che sparano un nome al giorno tutti improponibili, anche lì mi sembrerebbe una cosa assurda. E vi dirò, non spingerei nemmeno per il ritorno di Elmas. Basta Elmas, basta trattarlo male, basta comprarlo sempre in prestito, basta spallottarlo e basta anche perché dove lo metti? Adesso è il momento che se c'è un posto libero lo deve occupare Vergara. Il centrocampo del Napoli è fatto, è Lobotka, Gilmour e Anghissà, McTominay e Vergara, De Bruyne. Anche se giochiamo 3-5-2, sempre 3 sono i centrocampisti là. Quindi aggiungere un altro Elmas, che dove lo metti? Il tappabuchi per fargli fare il terzino? No. Quindi no, assolutamente no, neanche Juan Jesus, sebbene io lo stimi come persona e come giocatore, assolutamente no. Però se esce il nome di Gabriel Jesus, perché poi uno è Juan Jesus e l'altro è Gabriel Jesus, non lo so, lo impareremo se ci sarà bisogno. Io voglio sognare. Ci sono alcune cose che possono incastrarsi. Il fatto che abbia il contratto in scadenza nel 27,
quindi può essere, sto leggendo che insomma l'Arsenal vorrebbe liberarsene volentieri, perché prende all'ordo sono tipo 13-14 milioni di pound, una roba insostenibile per un giocatore che non è più parte integrante, titolare fisso dell'Arsenal, assolutamente. Hanno preso Gyökeres, insomma, quindi il contratto in scadenza. Lo stesso agente di Allegri, visto che si parla sempre di procuratori, dei favori che si devono fare, eccetera, eccetera, immagino che possano essere delle chiacchiere che si fanno, dice però tieni a mano, tieni presente che il nostro interesse ci sta, convinci nel frattempo l'Arsenal ad abbassare le richieste, perché si parla di 20 milioni, un giocatore 29 anni, non è un giocatore decrepito, però 20 milioni per un giocatore in scadenza che non viene a fare la panchina e che non viene a guadagnare meno di De Bruyne, e che sarebbe assurdo che guadagnasse più di De Bruyne, e sarebbe assurdo poi aggiungere un altro giocatore che poi viene a prendere di più di McTominay senza adeguare McTominay. Quindi ci sono una serie di cose, di ragionamenti che bisogna fare su questo acquisto. Però fatemi sognare la possibilità di... Poi si deve ragionare su una cosa: il discorso del modulo mi interessa ancora di più di quello delle liste, perché tu a un certo punto te ne libererai tra prestiti, diritti, cose varie, paghi tu l'ingaggio, ma fai conto, ti sei tolto Lukaku, ti sei tolto Cajuste, è uscita la voce del Torino, Cajasti, è uscita la voce del Torino pure Cajasti. Fai fare ad Alisson Santos il terzino, perché a quel punto Ippolitano e gli altri esterni, Neres, allora o tu stai facendo una rivoluzione totale per farli giocare insieme, oppure resti così e i tuoi due attaccanti sono Højlund e Gabriel Jesus. Bellissimo, fateci sognare. Uno si alternano, anche perché c'è la Champions, si alternano, quando poi sei in difficoltà li metti tutti e due in campo, e a quel punto, se sei in difficoltà, puoi abbassare sulla fascia, un po' come hai fatto con Lang nell'amichevole. Lang ha fatto il tutto fascia, vendi Lang, però non mi vendete Alisson Sanchez che ci rimango male, è il mio pupillo in questo momento, è quello che scompagina, quindi fateci sognare. Ci sono un po' di cose che si devono allineare, ci sono tante cessioni da fare, racimolare il bottino. Non si può parlare nella vita solo di soldi. Per fare questa cosa, però, così come aveva parlato di Darwin Núñez l'anno scorso Romano e non si è fatto, può essere, perché Manna è il tipo, attenzione, Manna è il tipo. Lo so che adesso lui sta sotto i riflettori per una serie di cose che non riesce a vendere, che quando ha speso molto, che tutti si stanno muovendo e lui no, però Manna è anche il personaggio che ti è andato a prendere De Bruyne, e quindi può essere che lui abbia questo tipo di colpo in canna, senza paura, senza remore. Vado a prendere un giocatore di nome perché ce lo possiamo permettere noi, i giocatori di nome, se li aggiungi. Però io sapevo che i vecchi decrepiti li chiede solamente Conte, ma come mai? Perché è così, perché chiunque sia l'allenatore, alla fine servono i giocatori importanti se vuoi rimanere sulla cresta dell'onda. È un peccato, perché se tu fai un'operazione del genere quasi ti potevi permettere un Mikagozze, secondo me, però ci devi arrivare prima e devi vedere se i Mikagozze vogliono venire a Napoli oppure no, ma più che altro venire in Italia, perché non è tanto il Napoli il problema, è l'Italia che è poco attrattiva. Che facciamo, ci crediamo? Io vi posto questo video in mattinata perché la notizia è uscita nella nottata, ma ce ne facciamo un altro quando dopo mi sveglio e ne vado da New York, vado fuori del tutto. Non vi ho chiesto manco il like. Quanti like merita Gabriel? Pure a fare